Si è svolto ieri ad Agrigento, presso la sala del Consiglio del Libero Consorzio, un corso di aggiornamento sulla Carta di Milano Il diritto all'oblio. L'incontro è stato coordinato dai giornalisti Stelio Zaccaria e Teresa Di Fresco. Alla giornata ha partecipato anche il direttore del carcere minorile Malaspina di Palermo, Michelangelo Capitano, e l'avvocato Salvatore Pennica. All'iniziativa ha partecipato l'ex presidente della regione Salvatore Cuffaro, che ha voluto raccontare la sua testimonianza dopo gli anni trascorsi in carcere per scontare la pena, svelando dei particolari della sua vita vissuta. Il racconto di Cuffaro è vibrante, l'esperienza carceraria, come conferma lui stesso, lo ha forgiato e gli ha permesso di mettere ordine nella giusta successione, i valori della vita, non a conoscerli perché li conoscevo già, a iniziare dal primo giorno della sentenza di condanna, quando prendendo tutti in contropiede si presentò a Re Bibbia e non lo volevano fare entrare perché ancora non c'era disposizione di arresto nero su bianco. Era di sabato e fu scomodato il tribunale di Palermo e il magistrato che doveva firmare l'ordine. L'ultima raccomandazione della vita, ricorda sorridendo Cuffaro, l'ho fatta per me, pregando il direttore del carcere di risolvere la faccenda. Altro particolare inedito riguarda il momento in cui gli misero le manette con il direttore del carcere, che rivolgendosi agli agenti rilevava: che gli mettete a fare le manette se lui è già qui? Ma non è finita, aggiunge Cuffaro, la gente aveva dimenticato le chiavi delle manette nella macchina, al che il direttore del carcere si rivolge al suo agente penitenziario ordinando di togliere le manette. Fu così che scoprì che le manette hanno una chiave universale. Il sorriso per la vicenda raccontata si spegne subito quando Cuffaro aggiunge: quelle manette schianto nel cuore e prego perché non capiti a nessuno. Io in carcere non ho incontrato Dio, ma l'uomo Cristo che riconoscevo in tutti quei reclusi come me, in quei musulmani che pregavano guardando il muro della cella, perché in quella direzione c'era la Mecca, mentre io alzavo il capo verso il crocifisso. Oltre ai 3 libri scritti, Cuffaro ha trovato anche il tempo di laurearsi in giurisprudenza e ovviamente dispensare lui, medico, aiuto e consiglio ai suoi compagni di reclusione. Sono contento di essere oggi qui a partecipare a questo corso di formazione, intanto perché ho rivisto tanti amici e questa è già una cosa bellissima, e poi perché ho provato una intensa emozione nel rivedere e nello stare in questi luoghi che già nel passato ho frequentato con rappresentanza diversa, quindi una veste insolita, però è la veste di non solo un ex presidente, ma aggiungo io un ex detenuto che ha scelto di far conoscere che cosa sono le carceri italiane e soprattutto le persone che le vivono, persone che nonostante non siano forse la parte migliore della società meritano rispetto, meritano soprattutto che questo Paese li tratti come è giusto che si trattino delle persone umane. Ecco, quindi la mia presenza qui oggi non soltanto per rivedere, per parlare del diritto all'oblio con tanti amici che nel passato mi hanno intervistato e che oggi sono qui, ma soprattutto per portare la mia esperienza e sperare che questo possa servire a far sì che si cominci a guardare le carceri con un occhio diverso.